Sì, si sta bene. Si sta bene, sta bene. Si sta bene a Belluno, sì, è una città tranquilla. Bene, bene, non ci si può lamentare. È da poco qui, quindi non so. Come si trova? Bene, mi trovo, molto bene. Si vive bene nel bellunese, lo dice la gente, lo conferma ancora una volta la classifica del Sole 24 Ore. La provincia di Belluno evidentemente è una provincia che esprime una qualità della vita sempre molto elevata. Ovvio che la crisi gioca un fattore molto importante, per cui mantenere determinati livelli in una fase come questa non è evidentemente così semplice. La provincia di Belluno è settima, lo scorso anno era terza. Terzi nel tenore di vita, 15esimi per il PIL pro capite pari a 27.766 euro, 34esimi per i risparmi, i depositi medi per abitante sono pari a 17.769 euro. Siamo secondi per la qualità dell'ecosistema, ma ci sono gli aspetti negativi, in fondo alla classifica per le poche nascite. Non c'è grande fiducia verso il futuro e quindi è un brutto segnale per il bellunese. Speriamo di riuscire a ripristinare invece un saldo che sia inattivo o comunque che sia migliorativo rispetto a quello che c'è allo stato attuale. Certo, noi abbiamo dei settori che sono diciamo di forza, come quello della sicurezza, Belluno è nota per essere una delle città più sicure d'Italia. Sono questi alcuni dei parametri che portano al settimo posto nella classifica del Sole 24 Ore. Al primo posto c'è Bolzano e poi Siena, Trento, Rimini, Trieste e Parma. Lo scorso anno Belluno era in terza posizione, di fatto la sola realtà veneta nelle prime 10. C'è una genesi che continua a esistere, una fenice da queste ceneri che, ahimè, nell'economia oggi ci sono. Speriamo possa rinascere un qualche cosa che ci dia fiducia per il futuro. Molti capoluoghi di montagna sono in province a statuto speciale oppure regioni a statuto speciale, quindi questo gioca a loro favore. Quindi credo che noi probabilmente siamo un po' l'eccezione che riesce a mantenere un livello di qualità della vita molto elevato, pur avendo strumenti non del tutto idonei.